Grazie, basta, mi emozionate e mi imbarazzate. Non lo merito perché non è roba mia, è roba di tutti noi. Buongiorno intanto, buongiorno a tutti, buongiorno a coloro che ci seguono anche via streaming dalle varie radio che sono collegate e ovviamente un saluto sincero di cuore, ringraziamento alle autorità che sono presenti, che ci onorano la loro presenza, dall'onorevole Bizzotto, europarlamentare neoeletta, che ha sposato l'indipendenza e che si merita un applauso, agli europarlamentari che hanno contribuito come Sernagiotto ed altri, Borrelli di 5 Stelle, a tutti coloro che, anche se non condividono l'idea dell'indipendenza, hanno condiviso l'idea della democrazia, che è la scelta di far votare i veneti. Grazie a tutti. Siccome vi sono appunto autorevoli relatori che vengono dopo di me, abbiamo un discreto ritardo, io consegnerò poi agli amici organizzatori una bozza del mio intervento. Vorrei andare dopo qualche riferimento scritto a braccio, come nel mio solito, parlando col cuore, parlando con quella che è la realtà attuale. Ma introduciamo la questione sulla quale appunto si concentra il mio intervento stamattina. È una questione che riguarda la possibilità, in primis sociopolitica e soltanto in secondo luogo legale e giuridica, dell'indizione in Veneto del referendum sul quesito dell'indipendenza. I profili da esplorare sono sicuramente di grande importanza, anche difficili e complessi per molte ragioni, però come sapete ogni teoria, ogni posizione che vede teorie e posizioni contrapposte merita rispetto, merita la massima attenzione, e nello spazio di questa attenzione che ci vogliamo ricavare noi auspichiamo di poter trovare attenzione crescente sul percorso per via istituzionale che abbiamo delineato. Che cos'è sinteticamente l'autodeterminazione? L'abbiamo detto tante volte, ma non è male ripeterlo: è un diritto di fonte sovracostituzionale o precostituzionale, non contro la Costituzione. Nel caso nostro noi parliamo dei diritti di un popolo, i diritti del popolo veneto, che sono diritti di una nazione che nessuno può permettersi di negare, che abbia una sua storia e anzi viene riconosciuta come una delle più importanti, non voglio dire la più importante, ma sicuramente una delle più importanti nazioni storiche d'Europa. Noi quindi, come popolo veneto, siamo titolari di diritti che si qualificano sia per la loro indiscutibile natura originaria, la causa prima, direbbe un filosofo, sia per la loro forza costituente, la ratio essendi, direbbe sempre un filosofo. E proprio collegandoci ai filosofi, quindi vuol dire ai pensatori, agli uomini liberi che cercano di entrare nei meandri delle questioni più complesse, con Aristotele in particolare si usa il termine arché per indicare proprio il principio primo o causa prima, ovvero, come dicevo prima, la ratio essendi, che poi è anche la ratio cognoscendi. La ratio conoscendi. Quanti nostri critici in questi anni, persone che ci hanno deriso, che mi hanno deriso, hanno saputo umilmente entrare su questo delicato tema, imparando a conoscere, approfondendo. Ma non vogliamo polemica oggi, vogliamo conoscenza e approfondimento, appunto. E se parliamo di diritti preesistenti e sovracostituzionali, tali diritti, come è ovvio, possono solo precedere e non essere preceduti da norme ordinarie o anche di rilevanza costituzionale. La legalità vigente sulla quale poggia l'ordinamento costituito di quello che io chiamo lo Stato apparato, ben distinto dallo Stato comunità, e questo implica già una serie di osservazioni
che possono essere tratte, per esempio, rilevando che quando si parla di indipendenza del Veneto non si è contro qualcuno, perché lo Stato comunità, o meglio se vogliamo al plurale, lo Stato delle comunità, è lo Stato di altre realtà di popoli italiani che come noi, assieme a noi, daranno un futuro a tutte le popolazioni d'Italia, ma noi per primi abbiamo diritto di perseguirlo. Ecco quindi che quando parliamo di autodeterminazione non ci riferiamo solo alle convenzioni umane, al diritto positivo, ma direi necessariamente e direttamente, sì, direttamente al diritto naturale, ovvero a principi immutabili che costituiscono e si identificano con la norma generatrice fondamentale. Già nell'Antigone di Sofocle, 442 anni prima di Cristo, si distingueva tra il corpus delle leggi della polis, i nomos, e il corpo delle leggi consuetudinarie, gli agrapta nomina. E questo assume rilevanza decisiva ancora oggi, perché attribuendo alle norme prime del vissuto consuetudinario e del diritto naturale un valore anche etico di rilevanza superiore, abbiamo la certezza che solo il diritto naturale, quale fonte, è fonte e garante del valore di un bene che ci appartiene, dal quale non dobbiamo mai rinunciare, la nostra dignità umana. La stessa legge dello Stato si fonda ed alimenta sui principi superiori e imprescindibili e invalicabili del diritto naturale, oppure diventa strumento di rigidità e di chiusura a rischio di deriva autoritaria. L'uomo deve essere il soggetto e la volontà della legge, non l'oggetto e il mero destinatario di un ordine di legge. Qualche studioso ha rilevato che quando il diritto positivo si identifica solo con lo Stato apparato, la deriva autoritaria è pericolosamente in agguato. Il diritto deve sempre quindi porre al centro e tutelare la volontà delle comunità come dei singoli e non gli interessi degli apparati. Deve servire il popolo e non il potere. E quindi il vero diritto, innanzitutto, è quello che costituisce la giusta interpretazione e lo specchio dei costumi, i mores, in ossequio alla volontà generale della comunità, che deve essere sempre il primo momento della verifica di ogni determinazione, di ogni scelta, di ogni patto che la comunità intende darsi. Potremmo anche dire quindi che la legge coincide con il diritto solo quando è giusta, ovvero quando essa è conforme alle norme, alla volontà generale e ovviamente alla tradizione e ai costumi che la comunità si è data. Socrate direbbe che ciò che non è retto, orton, può sembrare legittimo agli insipienti, ma in realtà è illegittimo, anomon. E non possiamo dimenticare quindi l'importanza di questi insegnamenti supremi. Però veniamo all'attuale e l'altro giorno, mentre mi prendevo questi appunti, proprio perché ho voluto contrapporre due opinioni, due pensieri, una lontana del 18 gennaio 1923 di Luigi Sturzo, il quale diceva che le leggi non sono creazione a prioristica di cervelli e allora hanno un valore, sono invece, dice, un processo sono invece e allora hanno un valore, un processo di realtà vissute e concrete. L'anno scorso invece, giusto un anno fa, il 14 giugno 2013, abbiamo avuto ospite a Venezia in un convegno l'allora presidente della Corte Costituzionale, Franco Gallo, il quale ebbe a dire che la Corte ha titolo esclusivo per delineare perfino una gerarchia delle fonti all'interno dello stesso testo costituzionale, individuando lei i principi supremi, tra cui quello
e ne cito solo uno, della sovranità popolare. Questo illustre giurista ha quindi sentenziato testualmente che in assenza di elementi normativi che stabiliscono quali sono i principi supremi, la loro determinazione è rimessa alla Corte stessa e non nemmeno, aggiungo io, al legislatore ordinario, atteso che, e queste sono ancora testuali parole, il potere di revisione della Carta è un potere derivato e in quanto tale sarebbe un potere costituito senza potere costituente, come a dire, e traduco volgarmente, che nemmeno il Parlamento all'unanimità potrebbe modificare la Carta Costituzionale, perché quei principi che ispirano, che fondano la Costituzione, che fondano il patto sociale, potrebbero essere interpretati solo dalla Corte medesima. Io sono molto preoccupato e a fronte di queste affermazioni mi sono poste delle domande. Siamo forse giunti al monismo statuale, anzi allo statalismo? Perché lo Stato apparato dovrebbe prevalere sui diritti superiori dello Stato comunità? In tema di diritti e di principi supremi abbiamo bisogno di sacerdoti che ci avvicinano generosamente al vero e al giusto che loro ci indicano. E ancora, la comunità veneta può essere depredata del suo potere costituente? E ancora, perché dovremmo adattarci ad essere sudditi italiani in forza di una Magna Carta captivitatis? Perché tutto questo? Il popolo veneto, fin da quando nel 1866 si è aggregato all'ordinamento italiano, ha sempre rispettato rigorosamente dapprima le leggi del Regno e poi i principi della nuova Costituzione repubblicana. Al contrario, ai noi, ai loro, le istituzioni italiane hanno sempre manifestato poco o punto rispetto per la gloriosa storia della Repubblica Serenissima, per il Veneto di ieri e di oggi, così come le legittime istanze di autogoverno che già nella legge 340 del 71 erano state ben definite, testualmente, non dimentichiamolo, l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia. Chiaro e lapidario, disatteso e tradito. Una popolazione, quella residente nell'ambito territoriale veneto, che correttamente tanto la legge statale quanto quella regionale qualifica quindi come popolo, non come popolazione. Il nostro popolo è una comunità storicamente identificata come portatrice di valori condivisi, di solidarietà e di appartenenza. Titolare, lo dico con forza, ieri come oggi, di una propria specifica identità sociale, culturale, lo sottolineo, politica, universalmente ammirata, questo lo dico con orgoglio anche a nome vostro, sono certo, per la sua equilibrata e saggia capacità di autogoverno more veneto. Questa nostra comunità nazionale veneta, che tanto, troppo forse ha dato all'Italia, allo Stato apparato italiano, preciso, non può essere silenziata da un neocentralismo predatore, irresponsabile, egoista, omologante, baro con la sua stessa legalità, estraneo al confronto, incapace soprattutto di rispettare il principio costituzionale della cosiddetta leale collaborazione. Sottolineo, la leale collaborazione. No, questo Stato poco credibile, poco autorevole, ma sempre più minaccioso e aggressivo, non può mettere il bavaglio alla nostra libertà, non può impedirci di avere la nostra Magna Carta Libertatum. E quindi cerco di accorciare come ho promesso. Io credo che dovremmo essere forti della nostra convinzione e delle basi sulle quali abbiamo costruito il nostro progetto.
il progetto che porta all'indipendenza, utilizzando lo strumento di diritto, lo strumento dell'autodeterminazione e quindi per via istituzionale, perché quella, ne siamo convinti, fortemente convinti, orgogliosamente convinti, che sia l'unica strada percorribile. Quante volte l'ho detto che noi possiamo battere questo Stato solo utilizzando quella legalità interna e internazionale che lui costantemente viola, disattende, calpesta. E quindi lo chiameremo a confronto su quel principio costituzionale della leale collaborazione, al quale aggiungiamo anche un altro elemento che le esperienze internazionali ci hanno offerto in questi anni: le regole della cosiddetta democrazia procedurale, un altro campo dal quale non si può sfuggire al confronto. La democrazia procedurale. Da dove nasce questa idea, che è un'idea che si sta esplorando dagli studiosi recentemente? Nasce da quella che è una decisione della Corte Suprema del Canada del 20 agosto 98, ove, trattando della legittimità del referendum richiesto per l'indipendenza del Quebec, scrive testualmente: il buon funzionamento di una democrazia esige un processo permanente di discussione, perché, ascoltate, lo dice un organo giudiziario supremo, nessuno ha il monopolio della verità. E allora, in breve, sto sforando, direttore, fermami, perché sono pericoloso, dicono, non me ne accorgo. Allora, che cos'è il referendum sull'indipendenza? Perché si può e si deve fare? Riassumendolo, perché è un atto giustificato dalla storia delle storiche istituzioni della Repubblica, e poi ne sentiremo di cose interessanti. Perché è un atto fondamentale, un atto politico fondamentale in sé, decisivo, garantito dal consenso dei cittadini se viene portato avanti per via istituzionale e sul solco, ripeto, della legittimità internazionale. Perché noi ci muoviamo in esercizio del nostro potere costituente. Se l'abbiamo esercitato quando questo potere non c'erano ancora le norme di diritto positivo, ma solo il diritto naturale, perché se l'abbiamo esercitato nell'ottobre del 1866 non potremmo esercitarlo oggi, che abbiamo, oltre alle norme del diritto naturale, anche le norme del diritto positivo internazionale, norme di trattati? E vi risparmio il resto, abbandono gli appunti per collegare alla realtà di questi giorni, perché non posso non fare una battuta che si è vissuta in Consiglio regionale. L'abbiamo strappata con la nostra credibilità quella legge. Io credo che, pur riconoscendo l'onestà intellettuale di quasi tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, tanto a favore quanto contro, quella legge è passata perché si è capito che dietro a quella volontà di dare democrazia ai veneti c'era una squadra, c'era un popolo, c'era un largo consenso. E lo dico oggi perché l'ho sentito appena accennato nel dibattito dell'Aula. 182 consigli comunali del Veneto democraticamente hanno sostenuto questa legge, 4 consigli provinciali del Veneto hanno sostenuto questa legge, oltre 3,5 milioni di veneti l'hanno detto. E per chi ancora oggi gufa sulla possibilità di realizzare, noi diciamo: state tranquilli, non si liquida con una risata questo passaggio. Abbiamo superato la linea rossa invalicabile, l'abbiamo superata democraticamente, l'abbiamo superata con il consenso, la supereremo anche
nelle ulteriori fasi che sono quelle della esecuzione della legge che deve portarci al voto quanto prima. Saremo ancora più determinati, saremo ancora più convinti. Io credo che tutti insieme, sempre in modo democratico, in modo pacifico, con il consenso dei veneti, raggiungeremo in tempi brevissimi quell'obiettivo che sembrava irraggiungibile, ma che io sento nel cuore, vedo nell'orizzonte e so che condividete: l'indipendenza del Veneto. Grazie.